Vittime sul lavoro, le cosiddette morti bianche. La provincia di Vicenza è capolista in Veneto in questa drammatica classifica che vede la nostra regione piazzarsi ancora una volta al secondo posto a livello nazionale con 38 morti nei primi 5 mesi dall'inizio dell'anno. Un dato peggiorativo anche rispetto al periodo pre-Covid, quando nel 2019 le vittime erano state 31, che vede il Veneto passare dalla fascia bianca e gialla a quella arancione, che indica un livello superiore rispetto alla media nazionale. I dati sono stati analizzati dall'Osservatorio Sicurezza Vega Engineering di Mestre, che ha rapportato gli incidenti al numero dei soggetti attivi della popolazione lavorativa. Raggruppati anche i morti in itinere, quelli cioè del percorso casa-lavoro. Dei 38 incidenti mortali veneti, 10 sono quelli durante il tragitto, 9 sono avvenuti nel Vicentino, 8 a Verona e anche a Venezia, 4 a Rovigo, 3 a Belluno come anche a Treviso e a Padova. Un segnale preoccupante di inversione di tendenza che vede il Veneto non essere più raggruppato con le regioni più virtuose a minor rischio di mortalità. Un mese fa, proprio a Vicenza, si era tenuta l'Assemblea regionale dei rappresentanti lavoratori per la sicurezza, che aveva sottolineato l'urgenza di effettuare strutturalmente più controlli. Il decreto fatto dal governo nell'autunno scorso ha rafforzato fortemente le sanzioni, noi l'abbiamo condiviso. Però noi vorremmo lavorare sulla prevenzione, perché la sanzione vuol dire che l'incidente è già avvenuto. Ecco, c'è un grande lavoro da fare per la prevenzione, che vuol dire ispezioni nei posti di lavoro, che vuol dire informazione delle persone, formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e una grande azione di rete, di contatto fra i rappresentanti dei lavoratori, per esempio l'ISPISAL, l'Ispettorato del Lavoro, per evitare che gli infortuni avvengano. Questa è la grande scommessa.